intorno a politiche di sviluppo e a politiche di crescita del territorio. Il bello del GAL è proprio questo, che aggrega soggetti pubblici e soggetti privati e li mette assieme per studiare insieme quelle che sono le strategie migliori che possono portare sviluppo al territorio. Poi andranno a chiedere finanziamenti, i soggetti che partecipano al GAL potranno accedere ai bandi in base alle strategie che i gruppi, anche quello di oggi, ma soprattutto quelli che seguiranno in seguito, avranno studiato insieme. È uno strumento partecipativo bellissimo il GAL, perché di fatto, se utilizzato bene, fa dialogare l'ente pubblico, ma soprattutto i soggetti privati che sono i protagonisti comunque delle azioni, li fa dialogare insieme, li mette a discutere su prospettive appunto di sviluppo territoriale in aree economicamente svantaggiate o in aree rurali che di solito soffrono la crisi. Abbiamo qua i nostri consulenti, facilitatori, che adesso ci spiegheranno meglio nel dettaglio quali saranno tutte le fasi che ci accompagneranno. Abbiamo uno sportello che ha già iniziato a operare in comune e opererà anche domani, quindi a disposizione di chiunque voglia, diffondetelo anche tra chi protette per dare massima rilevanza e massima visibilità a questi incontri, in modo che chiunque non si debba sentire escluso e possa portare il suo contributo, le sue idee migliorative per quello che poi sarà il nostro grande, noi abbiamo fatto il contenitore, il grande contenuto di questo contenitore che andremo poi a presentare alla Regione. Io adesso do la parola a Francesco Licheri, che comunque entrerà più nello specifico di tutte le cose che si devono fare. Grazie. Buonasera a tutti. Noi siamo l'assistenza tecnica del nuovo GAL, del GAL della Sardegna centrale, che ha il compito, è stato dato il compito di predisporre e attuare un percorso, si chiama così, di partecipazione finalizzato alla costruzione del documento strategico che è il piano delle azioni. Avete un sacco di parole abbastanza gergate, abbastanza complicate, magari siete tecnici, amministratori, gente che ha insomma avuto e sa di cosa stiamo parlando, ma vorrei ripartire con una breve sintesi del punto in cui ci troviamo, di cosa stiamo facendo questa sera. Sapete bene che la Regione Sardegna, in ambito del PSR, Piano di Sviluppo Rurale, in ambito di strategia leader, come diceva giustamente il sindaco, c'è una strategia mirata su determinati comuni che vengono classificati come aree svantaggiate, predispone con l'approccio leader, che è un approccio dell'Unione Europea, che è, si caratterizza per la costituzione di gruppi di azione locale, cioè di partenariati, cioè di gruppi di soggetti pubblici, soggetti privati, che insieme fanno che cosa? Ipotizzano, propongono una strategia di sviluppo per il territorio e a seguito della proposizione di questa strategia, delle azioni dello sviluppo del territorio, sempre in ambito piano sviluppo rurale, stiamo parlando della ruralità in termini generali, dà vita a che cosa? Dà vita a un organismo, a un'entità che promuove l'applicazione di quelle strategie attraverso bandi, attraverso azioni, si chiamano proprio in questa delle azioni, che devono avere l'obiettivo di innescare, agevolare, aiutare quell'area svantaggiata, quei comuni che fanno parte dell'area svantaggiata, per raggiungere degli obiettivi di crescita, degli obiettivi di conoscenza delle opportunità della politica dello sviluppo rurale europea e regionale, e possibilmente di far uscire il territorio dal suo status di area svantaggiata e farlo crescere fino a diventare un territorio, un comune, un sistema partenariale, un sistema economico, un sistema sociale in grado di poter essere gestito o accedere a altre opportunità date dai fondi dell'Unione Europea. Il percorso del GAL. C'è stato, si divide il percorso, il bando che la Regione ha fatto per la costituzione del GAL e poi per
l'accettazione, possiamo chiamarlo così, delle loro strategie si divide in due fasi. La prima era l'individuazione del partenariato, la cosiddetta fase 1, che è stata già espletata. In questo caso, rispetto a una situazione precedente in cui il Comune di Foni, insieme ad altri comuni che fanno parte adesso di questo nuovo gruppo di azione locale, faceva parte di un GAL molto ampio, che era il GAL Barbagia, quindi BNGS, Generagente Supramonte, hanno scelto questioni strategiche legate all'anno, insomma, per questioni che hanno deciso le amministrazioni di correre insieme però separati, cioè da una parte questi comuni che fanno parte dal punto di vista delle entità sovracomunali, della comunità montana del Molese, anche se in questo caso è Molese, Barbagia, Supramonte, Generagento, ok? Insieme all'altra, diciamo, la restante parte del GAL che diciamo, lavora insieme con i comuni restanti per poter diciamo, concorrere è sempre una parola molto grossa, sembra che ci sia un concorso in cui su 100 partecipanti vincano questa gara in due, diciamo che non ha questi numeri, comunque concorrere per poter realizzare queste strategie. Per farla breve, il primo passo di questo nuovo partenariato è stato superato, la Regione la cosiddetta fase 1 ha accettato il partenariato, quindi rispetto a tutto quello che veniva indicato dal bando, questo partenariato ha superato la prima fase e superando la prima fase si è avuto insomma diritto di passaggio alla seconda fase, che è quella più importante di costruzione della strategia e di produzione del piano delle azioni. Poi ve li sintetizzo un po' questi passaggi. Cosa dice l'approccio leader? Lo stavamo dicendo, che il soggetto che propone, poi gestisce proprio il programma leader, in questo caso 2014-2020, come approccio leader, non può essere un soggetto solamente istituzionale, ma è un soggetto misto, un partenariato pubblico-privato. Qui non è il comune, sapete bene, la comunità montana, l'agenzia Laore, ma è un partenariato volontario fatto sia da amministrazioni sia da soggetti privati che concorrono a costituire il gruppo d'azione locale pagando anche una quota, quindi c'è proprio questa diciamo, volontà di partecipare per fare che cosa? Perché si fa questo? Perché l'Unione Europea pensa, l'approccio leader, che il miglior soggetto che possa individuare fabbisogni, in base a questi fabbisogni poi determinare delle azioni attraverso le quali poi realizzare anche dei moduli operativi, proprio dettagliandoli fino al bando, il soggetto che conosce questo è il partenariato pubblico-privato fatto dai soggetti locali. Noi cosa facciamo? Noi siamo quelli che abbiamo chiamato i facilitatori. Cerchiamo, con tutta una serie di azioni, dallo sportello a un workshop, ai momenti di presentazione partecipata che poi vi spiegheremo, insieme a voi, di ragionare insieme e costruire quello che sarà il documento strategico, costruire quelle che saranno delle azioni, e qui voglio inserirlo già da subito, che non sono un esercizio così di cortesia, no? Cioè diciamo, cosa volete per lo sviluppo di tutto il territorio e in particolare del vostro comune? Ah sì, vogliamo fare infrastrutturazione rurale? Sì, va bene. Vogliamo fare politiche per le filiere produttive? Va bene. Vogliamo fare... Non funziona così. Noi dobbiamo definire delle priorità. Questo è l'aspetto fondamentale. Definire all'interno di ambiti di intervento che sono tipici di questo bando, che sono dal rafforzamento delle filiere produttive, ne faccio uno complementare, dalle azioni in ambito di promozione della cultura legato anche agli aspetti produttivi, fino al sviluppo delle energie alternative. Ce ne sono
mi pare una decina di ambiti. All'interno di questi non si può pensare che la nostra strategia debba coprire tutto, ma alla fine saremo chiamati a scegliere degli ambiti, saremo chiamati a individuare all'interno di quegli ambiti dei fabbisogni, quello che ci serve, e all'interno, una volta individuati i fabbisogni, è votato i fabbisogni. Questo è l'aspetto che dobbiamo dire da subito per trasparenza, perché alla fine sarà un'assemblea in cui tutto il partenariato, che sarà il 4 di agosto, assemblea plenaria a Orottelli, si deciderà quali sono la priorità dei fabbisogni, la gerarchizzazione dei fabbisogni. Ok, in base a questi fabbisogni, quello che ci serve, struttureremo insieme a noi dal punto di vista tecnico, ma col partenariato, quali azioni proporre, non quali bandi, attenzione, quali azioni proporre. È un po' la domanda che spesso ci dicono, ma io faccio parte del GAL, del gruppo pagato, ma se faccio parte del GAL poi ho diritto a partecipare ai bandi. No, non è quello. Cioè è una cosa molto, molto diversa. Voi siete quei volontari, come se foste un consigliere comunale, per essere chiaro, no? Siete quei volontari che state partecipando a un gruppo per poter promuovere l'opportunità di avere un'opportunità per tutti quanti. Cioè siete quelli che state portando i vostri interessi legittimi di categoria, di territorio, di sensibilità per far sì che questo partenariato si occupi di questo settore molto largo. Non pensate che stiamo parlando soltanto degli allevatori di lumache, cioè stiamo parlando in ambito molto molto largo, che si occupi, che secondo voi, che siete chiamati a decidere su questo perché fate parte del GAL, direte, proporrete e poi farete, insomma, tra virgolette, vincere questa vostra strategia. Questo GAL deve puntare verso questo settore, verso queste politiche. Dopo, se la Regione riterrà questo GAL ammissibile, cioè se faremo parte, come ci auspichiamo anche per le particolarità del territorio, come vediamo facendo questa azione puntuale di progettazione partecipata, dovremmo avere ottime chance. Se verrà, tra virgolette, accettato e finanziato, ci saranno poi bandi ai quali parteciperanno non soltanto voi che fate parte del GAL, ma tutti quanti. State facendo un'azione, in questo caso meritoria, si dice, ma veramente state cercando per il territorio di offrire uno strumento di sviluppo. Questo perché la domanda che molti fanno, ma perché devo far parte del GAL, cosa mi viene? State diciamo ottemperando a quello che è un dovere civile di partecipare non soltanto riservandola a quelli che sono stati eletti in consiglio comunale, al sindaco, agli amministratori o quelli che fanno parte della comunità locale, ma alla comunità, in questo caso di Foggia come degli altri comuni, fatta dal gruppo, dal gruppo fatto da persone che hanno a cuore il futuro della propria comunità. Adesso vi ho fatto un pistolotto anche perché siamo a diversi workshop già fatti e quindi molti si pongono la domanda: che cos'è il GAL? Perché dobbiamo fare il GAL? Ma il GAL non è un'entità astratta, pago la mia quota, faccio il GAL, poi entro una riunione, sollevo la manina, dico cosa ne penso, ma uno scritto, non è quello sarebbe diciamo un GAL per corrispondenza. Il GAL come approccio leader, ne parlavamo prima dell'inizio col sindaco, ha un potenziale enorme che spesso non viene sfruttato. Il potenziale enorme che ha il GAL è l'essere, insito la parola, è essere gruppo. Cioè, il successo più grosso che può avere la strategia leader non è tanto di far arrivare i famosi 4 milioni di euro per tutto il territorio sulle azioni di sistema, ma è costituire un partenariato che progetta, decide, segue strategie di sviluppo e occasioni per le strategie di sviluppo non soltanto legate al PSR, ma si costituisce come gruppo di azione locale, proprio la parola è calzante, diciamo, rappresenta proprio diciamo, l'essenza di questo gruppo, diciamo, che promuove lo sviluppo,
che può decidere, insomma, può realizzare azioni di sviluppo anche su altre tipologie di finanziamento. Per inciso, per capirci, non è tutta così descrittiva la strategia GAL. Tutte le parole e le cose che sto dicendo, che sto cercando anche di semplificare, compresa quest'ultima che vi ho detto, che il GAL non si pone soltanto per concorrere ai fondi che sono previsti per questo bando, ma può attivare anche altri fondi, altre occasioni. È una delle azioni premiali che sono previste in questo bando. Cioè il nostro GAL sarà considerato buono, ammissibile, se riesce a realizzare una strategia per il raggiungimento degli obiettivi della strategia non si limita a individuare soltanto dei fondi che sono allocati nel PSR, ma cerca, propone, studia possibilità di accedere anche ad altri fondi. Per esempio, se una delle azioni, così atterriamo e poi facciamo la parte proprio di progettazione partecipata. Se a noi servisse, faccio un esempio, all'interno dello sviluppo delle filiere produttive, di innestare delle azioni di ricerca e di innalzamento della qualità dei prodotti, e per far questo fosse necessario realizzare una struttura di ricerca piuttosto che un programma di ricerca, noi potremmo benissimo ipotizzare che quell'azione può essere presentata, come si dice, in altri bandi a valere su fondi strutturali non facenti parte del PSR. Adesso c'è Horizon, che è un bando che è a piena ricerca, che è molto utilizzato dalle start-up, eccetera, eccetera. Qui è possibile che, tengo sempre lo stesso esempio, che all'interno dell'ambito di PSR, che parla di rafforzamento delle filiere produttive, ci possa esserci un'azione di sviluppo di nuove aziende, proprio di start-up innovative nel settore agricolo. Perché no? Potremmo pensare proprio start-up che non producono soltanto, ma che fanno ricerca, selezione, non so se tra di voi, ma sicuramente lo sto dicendo, è una domanda retorica, ci sono tecnici del settore, ci potrebbe essere anche dei ragazzi o meno ragazzi che dicono noi vorremmo sviluppare all'interno del comparto dell'allevamento piuttosto che quello della produzione un filone di ricerche per applicare nuove tecnologie su questo comparto. Ora, questo sì è pure previsto all'interno degli ambiti, ma può essere che questo progetto, che questa azione, possiamo postarla, come si dice, anche su un altro programma. Quindi vi ho fatto l'esempio, ve lo sto dicendo perché da un lato questo ci consente, che è una nostra strategia che proponiamo, di innalzare il livello della proposta, dall'altro però vi fa capire, cerco di essere, diciamo, il più comprensibile possibile, vi fa capire che potenzialità ha il GAL, che potenzialità ha la vostra assemblea, che potenzialità ha, diciamo, la costruzione anche di organismi di governance, come vengono chiamati, di gestione di quello che sarà il mondo. Tutto ciò detto e considerato, c'è il percorso che dovremmo necessariamente fare, che ha un duplice obiettivo, perché vi ho detto quest'ultima parte. Il primo è quello della costruzione, dell'analisi territoriale, individuazione dei fabbisogni, gerarchizzazione dei fabbisogni, individuazione degli ambiti e individuazione delle azioni, che diciamo che sono i capitoli del piano delle azioni. Ma assieme a questo, a questi obiettivi, la valenza di questo percorso che noi stiamo facendo in maniera capillare è quella di fare un'azione di informazione e formazione. Cioè cerchiamo di essere gruppo, cerchiamo di essere un gruppo che si consolida e riesce a essere consapevole della potenzialità che esso ha. Ora,
Tutto ciò non si risolve stasera a forni in poche ore e nemmeno nei prossimi. Noi speriamo che questo discorso poi venga recepito anche nella definizione anche della ripartizione dei fondi che ci saranno per le azioni del GAL, con un'attenzione alla parte di animazione, alla parte di gestione, perché una delle criticità che noi abbiamo individuato in tutta la serie storica delle azioni dei GAL è che spesso c'è stata molta animazione, molta partecipazione all'inizio, poi alla fine che cosa succede? Che nel momento gestionale, perché poi il GAL dura per anni, c'è un po' un affievolirsi, come tutte le cose, per carità è una cosa diciamo umana questa, del meccanismo della partecipazione. Si privilegia per economie insomma, di tempo, anche economie di fondi, quella che è la gestione vera e propria del bando e si perde questo rapporto di sensibilizzazione, di animazione, di costruzione di quello che è il gruppo. Una delle proposte che sta emergendo anche in altri processi è anche una delle cose che ci hanno consigliato nell'incontro che abbiamo fatto giovedì scorso con l'autorità di gestione, alla quale hanno partecipato anche, oltre ai tecnici di Laone, insomma, del nostro territorio, hanno partecipato dei consulenti, credo che siano ministeriali, che seguono un po' questa parte qua, oltre alla regione. Dicevano, attenzione, che la caratterizzazione di questa stagione non è tanto quella di avere 100.000 euro in più da mettere a banca. La caratterizzazione è investire sulla gestione del GAL, investire non sulla gestione bancaria, burocratica, di fare il bando, gestire sull'accompagnamento, cioè tenere vivo il GAL, cioè riandare ogni volta, non solamente adesso, a fare non così diffusa, un'azione di sensibilizzazione sulle opportunità, sui cambiamenti, sull'innesto di nuove possibilità che ci possono essere. Questa particolarità, questa scelta strategica sarà uno degli argomenti di discussione che avremo in questa stagione. Prego poi fate le domande se volete per introdurre il primo workshop. Le caratteristiche di questa campagna di progettazione partecipata sono la progettazione partecipata. Io adesso mi fermo come esposizione, ma la prima voleva essere anche un'introduzione, per fare insieme a voi, attraverso una tecnica semplificata di progettazione partecipata, non cerchiamo adesso di individuare nemmeno quale essa sia, se è un metaplan o un focus, per fare, cosa ci serve? Fare insieme a voi una parte di analisi territoriale, va bene? Noi ci interroghiamo tutti quanti assieme, ragioniamo con un metodo che è tipico di tutte le tecnologie, le tecniche di progettazione partecipata, per capire qual è la vostra percezione del territorio, qual è la il vostro pensiero sugli scenari futuri, partendo, perché Forni è un comune che ha avuto esperienza, cioè porta l'esperienza della programmazione precedente dalle esperienze pregresse. Questo non possiamo farlo a Oliena, perché Oliena è un comune che è nuovo come partecipazione al GAL. Quindi la cosa che faremo in questo momento con i miei collaboratori, che poi vi presento, è ragionare, ma non per fare chissà che cosa, alla costruzione di una matrice SWOT, grande acronimo iper citato, che è diventato, è tradotto in termini molto semplici, capire quali sono i punti di forza e i punti di debolezza del territorio, cioè che cosa sono le cose che noi pensiamo siano importanti e ci siano in questo momento nel territorio a Forni, attraverso le quali ipotizzare uno scenario futuro dei progetti. Allo stesso modo, di converso, i punti di debolezza, le cose negative, quelle che dovremmo cambiare, quelle che diventano un fattore di freno, per che cosa? Per uno scenario futuro, un progetto all'interno di quegli ambiti che
che poi descriveremo per la riuscita delle strategie CAN. Questo quadrante è un quadrante, diciamo, molto significativo, perché non si fa un volo quindarico, non si fanno delle strategie molto generali, si ragiona indicando per chi le ha avute delle esperienze pregresse, e queste esperienze pregresse diventano insomma una parte esperienziale, come si dice, molto importante, perché ci consente di migliorare quella che è stata un'esperienza che comunque, data da diversi anni, ha portato dei risultati. Allora, noi inizieremo così. Ci saranno i miei collaboratori che adesso che sono l'architetto Agnese Mamoli, l'architetto Marta Meloni, la dottoressa Valentina Micheli, che appena faccio partire insomma la matrice SWOT, raccoglieranno con dei foglietti la tecnica, proprio questa, quelle che sono le vostre indicazioni. Io farò la prima parte del facilitatore e poi passo il compito. Alla fine di questa noi tutte quello che ricerche le stiamo immettendo in un database, non è una cosa che finisce qua. Questo database, ma poi se abbiamo tempo facciamo vedere magari nei prossimi incontri come il PDA, dà la certificazione da questo incontro con tutti gli altri incontri, e deve avere una logica insomma conseguenziale da quello che dite oggi qui fino all'individuazione delle azioni. Hanno costruito insomma un meccanismo anche nel PDA, per chi ha avuto esperienza in precedente, molto conseguenziale, per cui anche in termini, poi sembra difficile questo, ma anche in termini di codifica, quando sceglieremo un'azione, questa azione deve risalire e citare anche questa assemblea, perché se non è derivante da una discussione partecipata perde di valore. Ok, a questo punto questa prima fase introduttiva, che lo faremo la prossima volta, che abbiamo fatto per presentare il percorso, termina, e ragioniamo direttamente sulla costruzione della matrice SWOT. Adesso io parlo poco e parlate voi. Allora, punti di forza. C'è qualche cosa rispetto alla quale pensiamo che possa esserci, per come possiamo dire, la prosecuzione di politiche di sviluppo in ambito rurale, qui in questo territorio e più in generale nel territorio? Sì, diciamo sì, perfetto. Quali? La montagna. Mi sta scrivendo? La montagna. Bellissimo, perché hai fatto siamo conosciuti molto, te l'ho detto. Hai fatto proprio il pandan, che era ottavo, eravamo l'altro giorno, e hanno detto la pianura. Cioè, che sono, è giusto, no? I territori si caratterizzano. Cioè, perché a volte iniziamo a dire perché la conformazione di eccetera, invece proprio secchi. All'inizio di ottavo, quello c'è la pianura. Invece qui c'è la montagna. Quindi c'è un aspetto, questo, vedete, vi faccio un po' di commenti, è un aspetto incontrovertibile, cioè non è una sensazione, che ci sia la montagna a fondi, credo che pochi la mettono in dubbio, però è un elemento, un punto di forza proprio certo. Quindi, montagne, abbiamo fatto tutto. Poi? Non ho sentito. Salubrità del territorio, indubbiamente, un territorio buona parte contaminato. Non stai pensando all'ottavo, no, cioè salubrità salubrità del territorio, cioè un territorio salubrità, scriviamo le parole come sono, del territorio. Ma scusa, è riferito solamente al territorio comunale di Fondi? Allora noi stiamo cercando di focalizzare sul territorio di Fondi. Poi chiaramente ci può essere un ragionamento che può anche andare oltre. Però adesso noi stiamo facendo una campagna capillare, è una scelta anche metodologica che stiamo facendo, piuttosto che fare i nostri competitors fanno meno assemblee e fanno tutti quanti insieme. Il nostro obiettivo è far partecipare più gente, quindi andiamo paese per paese e ripetiamo il workshop. Però chiaramente se tu poni un punto di forza
dell'intero territorio, poi porno, parlando del culo, no, comunque ci può essere anche un ragionamento che non è ascrivibile esattamente a fondo. Cioè, però, il primo ragionamento che fatelo su fondo. Alta presenza di strutture ricettive. Alta presenza di strutture ricettive rispetto, diciamo, al territorio. Se lo confrontiamo con Portocello, insomma, qualche dubbio ce l'ho, però sì. Se lo confronti con l'hotel. Sì. Perché sono anche come questo il territorio. O piano con i paesi, perché io ho fatto una piccola gatta l'altro giorno in diretta e stavo facendo una battuta su da voi, perché io sono un viololare, quindi mi hanno detto che sei in diretta, tutto quello che dite si sente. Poi siamo alleati adesso con l'hotel, quindi hanno altre caratteristiche. Patrimonio archeologico. Ok. Secondo me conviene stare in piedi. Abbiamo un gruppo creativo. Vi faccio un giochino interessante qui, no? Clustering. Adesso lo stiamo facendo per non spaventarvi. Cosa sta succedendo? Qui state individuando come punti di forza un ambito. Questo è un ambito turistico, ok? Può essere anche questo, continua, no? L'ambito, però può essere anche questo. Qui siamo in un altro ambito, rafforzamento delle filiere produttive. Vi sto facendo questo esempio molto veloce a metà percorso, perché poi alla fine cerchiamo di trovare quei due ambiti che saranno complementari, perché noi vinceremmo se individuiamo non 10 ambiti, che sarebbe una non strategia. Strategia è la scelta di una direzione. Nella guerra, no? Uno fa la strategia per raggiungere l'obiettivo e fa le battaglie. Uno dice io passo qui. No. Alla fine sarà questa la scelta. Ci sono degli asset positivi, dei punti di forza che si prestano a due ambiti. Adesso vediamo per esempio, per renderlo produttivo, diciamo, avanzando anche come tecnica rispetto ad altri workshop, se riusciamo a costruire punti che rafforzano questi due ambiti. Prodotti agroalimentari tipici. Prodotti? Cioè c'è una presenza di prodotti alimentari tipici, cioè ecco, chiariamo anche questo. Già aziende che lavorano sui prodotti alimentari tipici. Forse la viabilità è molto importante, la viabilità delle strade, pristina magari di pristina. C'è un punto di forza, cioè un aspetto che poi arriviamo alla debolezza, facciamoci un punto di forza. È un punto di forza, cioè avete un sistema di infrastrutturazione ottimale che consente. No, è uno scenario futuro. Ok. Poi Lo schema La qualità dei prodotti primari dell'agricoltura e dell'allevamento. elevata qualità Dei delle prodotti produzioni. prodotti primari però, Cosa significa? I prodotti primari sono quelli Il latte, piccoli, latte, piccole, animali, le carni. esatto, elevata qualità Ok. di questi prodotti primari. Ok. Quindi abbiamo prodotti tipici, cioè legati a un saper fare locale, che può essere abbinato con... Magari trasformati e Però in questo caso c'è qualità del prodotto. Ok, quindi abbiamo prodotti alimentari di qualità elevata ai prodotti primari, forse aggiungerei qua, perché sennò non si capisce, il fatto della presenza di strutture di produzione. Questo è un aspetto, cioè un punto di trasformazione, cioè non è un desiderata, no? Come l'altra parte, bisogna
che qui costruiamo un po' forni per il dolce, per il pane. Il legame tra la tecnologia e la tradizione, in fondo, per esempio, Legame, cioè il connubio tra tradizione e tecnologia. non ci sono aziende che producono mortadelle, per dire. Sì. Ma anche l'utilizzo di nuove tecnologie produttive. Certo, però sempre legato Alla tradizione, cioè c'è stata una, tra virgolette, qualificazione, evoluzione delle tecnologie ok. Ma anche come produzione. Negli scotti, Negli staccati, nel salume, diciamocelo, riesco a potevi scegliere. dirlo. Ok? Il punto di forza è indubbiamente il grosso potenziale del territorio di poter esprimere poi quello che abbiamo la terra per farlo. Abbiamo la terra per farlo. Sì, diceva Franco, l'ortofrutticolo. Sì. Abbiamo la terra, abbiamo il clima, abbiamo l'acqua, grosso potenziale. Abbiamo l'acqua. O siete tutti quanti agenti di sviluppo, comunque. Abbiamo una buona c'è il potenziale. È un paese che va molto attivo. C'è il potenziale anche se non c'è ancora la produzione. Questo è il discorso, c'è il potenziale, il punto di forza è il potenziale. La potenzialità, ma anche la produzione. Cioè, adesso dovrebbe arrivare. No, nel senso, io interpreto quello che mi dite voi, cioè non c'è il potenziale. Un altro comune ci dice, noi avevamo eravamo il granaio di, non mi ricordo più, forse di Roma, questa è una cosa qua, però state producendo grano? No. Quindi hai la possibilità di farlo, però non hai né tradizione ultima e non hai neanche strutture. Uno dice, abbiamo allevamento, vorremmo trasformare, avete i caseifici, no, allora è potenziale. Il secondo livello è quando c'è già un tessuto, cioè su quali innestare politiche. Come lo vedo io siamo al primo livello. Senza adesso fare la classifica. Spiegate così, insomma. Mamma mia. Ok. Facciamo una cosa, se no poi ci casiamo molto. Abbiamo dei punti di debolezza. Punti di debolezza. Stiamo Ha citato Un'infrastrutturazione di che cosa? Ma strade scendiamo. Strade rurali, diciamo, infrastrutturazione rurale. Ok. Infrastrutturazione rurale, lo mettiamo largo, vale, mettici anche simmetrico. Daniele diceva reti telematiche, cioè infrastrutture anche di secondo livello, cioè infrastrutture pregiate, per esempio il wifi, banda larga, sta arrivando. Con calma. Si arriva da lontano. Poi è un ragionamento, adesso vi provo io. Sembra un po'. Non ho capito. Cartellonistica mi sembra un po'. Cartellonistica. Cartellonistica per il territorio significa rendere intelligibile il territorio. Esatto, renderlo fluido. Uno che arriva da fuori, se vuole andare a. Per esempio, Ci ci deve arrivare per conto suo. Se volessi arrivarci per conto suo, dovrebbe essere un po' avvantaggiato. Questo è un punto di debolezza della zona, ma della Sardegna, perché uno che sbarca all'aeroporto di Olbia arriva a Forni senza sbagliare strada, no? Se si trova di Surinau, non so che ha fatto. Comunque sì. Cartellonistica, cioè scriviamo i termini, poi avremo il tempo di elaborare. Cartellonistica è più generale anche per rendere intelligibile il territorio. Facciamo i luoghi di interesse, ma anche la conoscenza. Non valorizzazione di, cioè, tipo strutture museali oppure strutture siti archeologici, cioè ci sono ma non sono valorizzati e magari quelli sarebbero dei punti di forza se sarebbero. Cioè la non proprio la non valorizzazione, nel senso perché degli attrattori culturali, mettiamoli più in generale, sì, culturali, ambientali, cioè gli attrattori non sono valorizzati. La mancanza di un punto
di informazione. L'informazione, ecco, state dando tutta una serie di sfaccettature del problema, cioè se dovete rendere fluido il territorio mancano gli strumenti per la fluidità. Cioè ci sono, ma sono, cioè vabbè, tutta informazione non c'è, però gli altri ci sono. No, ma è vero, si deve arrivare a Germano, ma cioè quelli sono così forti anche qualsiasi azienda qualsiasi azienda che vediamo nel gruppo della gente indica qualsiasi cosa. Cioè se uno vuole cercare adesso un'azienda produttrice di qualsiasi trova, cioè deve andare in informazione, chiede alle persone se funziona la rete wifi e se quel produttore si è iscritto ok. Poi state parlando di punti di debolezza oltre che l'infrastrutturazione, sempre sulla fruibilità, sempre su quest'ambito. D'altronde siamo a fondi, siamo quello che ha negli anni 60, negli anni 70 inventato il turismo invernale in Sardegna. Cioè non poteva non parlare di questo, anche se ragionavamo piano neve, insomma c'è qualche compleanno da festeggiare. Ma infatti io lo metterei sia di forza che quando nevica viene gente, lei si anfici, quando nevica è un disastro. Però mettila, facciamo adesso il positivo, cioè perché la neve è una necessità. Cioè, noi faremo tutte i nostri considerazioni, passando da un elemento negativo, facciamo. Però è vero un punto di debolezza, perché non siamo mai pronti a gestire, crea disagio. Poi diciamo, insomma, anche qualsiasi organizzazione, cioè fai una fiera, una manifestazione, una promozione, c'è l'anello, c'è il saltanello, c'è il blocco. Ok. Ce ne dite altre due che mi vengono in mente, poi. A proposito, tutte quelle che mi vengono in mente, poi faremo lo spot. C'è lo sportello di domani mattina, vero? Domani mattina. Dove? In comune. Quindi uno gli viene in mente, passa lo sportello, lascia il coso. Poi abbiamo una pagina Facebook, nella quale ci sono numeri di telefono, mail. Cioè non finisce qui, cioè stiamo facendo una raccolta anche di informazioni e partecipazione che non si esaurisce in questa ora e mezza, 2 ore che passiamo qua, perché potete rientrare a casa e farvi un'idea che non ci avete detto. È importante dircelo. Da qui alla costruzione del piano d'azione è importante dircelo. Il grande punto di debolezza è la disaggregazione delle produzioni. Io me ne faccio sempre all'ambito agricolo. Sì. Scarsa propensione alla filiera o comunque al sviluppo. Allora, delle produzioni o dei produttori? Sono due C'è adesso la domanda, la faccio io anche giusto per sentire. Si raggruppano, ci si parla. Io un'esperienza, una vita precedente, come dico, a fondi e c'erano per esempio gli operatori turistici che si sedevano qualche volta a tramontare. Io l'ho vista questa, non è che sto parlando dell'inizio del secolo, come dire qualcuno. Cioè, l'ho vista, c'è come tutti i comuni del partaggio, eccetera, eccetera, notoriamente siamo individualisti. Ma ogni volta che si sa un pochettino di esperienza è normale che si cerchino le alleanze. Cioè il problema che dicevi tu è un problema di non integrazione tra produzioni o tra produttori? Scarsa uno e due. Io parlo prevalentemente di filiere agricole, perché di questo un po' mi interessa. Filiere, produzioni agricole. Non ci sono filiere agricole, non ci sono agricoltori o produzioni agricole, però è la stessa cosa, no? Che creano una filiera, che portano un prodotto che potenzialmente si può, non portano dei prodotti che potenzialmente possono essere in questo territorio a conclusione. Allora, la chiusura lo dico adesso al sindaco, la chiusura delle filiere, cioè non mi ricordo cosa ha detto, bisogna che la regione, cioè anche il governo delle sue regioni, un lavoratore che abbiamo fatto online
venerdì scorso parlava, bisogna consentire la chiusura, darci l'opportunità di chiudere la filiera. Un sindaco l'ha detto. Chiudere la filiera, che è un aspetto fondamentale, perché anche il raggiungimento di un valore economico si ha quando si chiude la filiera. Non chiusura delle filiere, lo traduco un po' così sintetico, non chiusura delle filiere produttive. Mentre sì, in quel senso che anche proprio poca propensione a stare insieme, anche gli stessi produttori, che ne so, degli ortaggi, quindi esatto, stare insieme per vendere un prodotto che ha le stesse caratteristiche, fare gruppo, fare massa per andare poi a contrattare con le loro sostituzioni, cioè perché non c'è un produttore che riesce a soddisfare una grossa distribuzione, però mettendosi assieme, ecco, questo è difficoltoso. Quindi traduciamo questo scarso spirito cooperativo, chiamiamolo. Bene, adesso quel ragionamento che ho fatto all'inizio, a chi ci riferiamo? A fondi, soldi. Questo è uno degli elementi di debolezza in generale nel centro della Sardegna, in particolare di questo territorio, perché effettivamente le aggregazioni stanno iniziando a funzionare da altre parti, per esempio sul vino all'interno del comune. Cioè c'è produzione a Gosolo, produzione a Mamogliano, cioè la cantina di tutti, sì, ci sarà. Quando si parla di avere numeri, passatemi questi ragionamenti, non è che c'è Pozzi, da altre parti c'è il consorzio Siccaia. Adesso ho fatto il top. Mica è delle tenute del principe, non mi ricordo chi sia. È fatto da una rete di produttori che non è più l'unico comune. Per imparare dai grandi. Ok? Però scarso spirito competitivo. Cooperativo. Ah, cooperativo. No, competitivo a fondo. Competizione. No, cooperativo. Ci fermiamo un attimino su questo. Esperienze pregresse. Raccontateci un po', per chi ha partecipato chiaramente, gli elementi che possono... Certo, l'esperienza pregressa è vecchio gas, se avete fatto esperienze dirette con PSR, cioè se avete utilizzato un piano di sviluppo rurale, quali sono le parti che vorreste che noi portassimo, noi partenariato sempre, non noi, portassimo nel nuovo GAL? Perché l'approccio leader è questo, non è che dice finito ogni volta ripartiamo da zero, tanto per idea. Questo è un punto di forza che ha il GAL, la seconda programmazione. Cosa potreste suggerirci su questo? Azioni che potrebbero essere riprese con questa nuova stagione di programmazione? Avete partecipato al GAL precedente? Sì. Il socio non potevi partecipare. C'è stata un'azione, una linea, qualcosa che vorreste riproporre? Io posso parlare da dipendente, io lavoravo e lavoro nel vecchio piano. Quindi sull'esperienza pregressa io magari posso parlare di quello che è stato, alla regione, anche come è stato gestito, perché secondo me non possiamo parlare, cioè fare un'argomentazione, dobbiamo dire quando ragioniamo dell'esperienza pregressa, dobbiamo dare un po' di titoli. Ecco, sicuramente nell'esperienza pregressa la burocrazia che è attivissima. Allora, mettilo con burocrazia. Sì. Procedure farraginose, sistema SIAN assolutamente. Spieghiamo guarda che è una cosa importante. Sì, è importantissimo. Allora, burocrazia, poi probabilmente procedure farraginose. Guardate che è uno degli elementi che, non di critica di questo GAL precedente, ma dei GAL. Non dei GAL, il PSR della Regione Sardegna. Io cerco sempre di provare, ma procedure farraginose a che livello del processo?
nei bandi? Nelle procedure imposte dalla Regione. Sì, ma a che livello? Nell'attuazione? Dove è stata una criticità? Allora, una delle criticità innanzitutto erano i bandi calati dalla Regione ed era il GAL barra di riserva era lo stesso bando con i suggerimenti quelli del Sud. Quindi siamo territori completamente diversi. Aspetta, piano piano che stiamo registrando. Quindi avevamo delle procedure non flessibili, cioè calati dall'alto, quindi territorialità zero. Ma la Regione decide da Ok. Anche le modalità di erogazione sono un limite per tanti. Esatto. Aspetta, modalità di erogazione sono un limite perché, per spiegarlo. Agnese andate anche tu a scrivere. Perché non un limite? Perché ovviamente chiunque partecipa a un PSR deve trovare le risorse proprie per l'intero importo, perché ovviamente i pagamenti un po' come tutti i finanziamenti di questo tipo arrivano posteriori, quindi la soluzione potrebbe essere quella di avere delle parti d'appoggio che tuteli in qualche modo. Mettiamolo poi che ce l'ha dei scenari futuri, no? Adesso teniamolo come problema sempre, no? Come problema. Quindi abbiamo un aspetto gestionale, no? La criticità che stiamo individuando, procedure farraginose, bandi che avevano un'architettura regionale e poi anche questo meccanismo che è tipico dell'anticipazione. Bisogna prendere tutte le fatture. Quello manca certe cose. Sarà la possibilità che alcune cose si facciano in famiglia. Questa è la nostra economia, perché un imprenditore che ha delle pietre per fare investire non le può portare da sé perché il sistema non glielo permette. Sì, lo vedo così, possibilità di fare delle opere in economia, così rende molto... L'importante è l'opera, è l'opera, ci sia l'opera è già fatta. Bisognerebbe vedere a quale livello sono imposte queste norme. Sì, è chiaro, però... Se no tutte le venuta. Sì. Noi dobbiamo registrare la questione, stiamo dicendo, bisogna fare le fatture, eccetera, stiamo parlando solo pubblici, quindi... Basterebbe una percentuale di lavoro in economia in un'azienda agricola, cioè individuare quali sono ci sarà gli ambiti. Cioè, la recinzione che può essere fatta dallo stesso operatore agricolo può essere fatta in economia. Adesso la struttura no, perché ci sono delle norme di sicurezza insomma, che vanno tutelate, cioè, dei lavori che... Giustamente, però adesso così andiamo avanti, perché stiamo parlando anche tra persone che ci capiamo che hanno avuto queste esperienze. Ci sono delle cose che possiamo cambiare, delle cose altre cose che per cambiare bisogna bisogna incidere un altro livello, però non è sbagliato segnalarlo, cioè quello che vi ho detto all'inizio, che non era soltanto teoria, cioè l'Unione Europea utilizza il meccanismo del feedback di queste cose, ci sono poi gli audit, no? Li chiamano una volta per capire come si è realizzato il programma, eccetera, però anche questa fase di progettazione partecipata è una fase nella quale poi si cerca anche di monitorare quello che è il polso della situazione. Questo cosa significa? Che riusciremo con la nostra progettazione partecipata a cambiare le percentuali? Forse sì, forse no, non è questo. Però l'importante è essere chiari, capire quali sono i problemi. Noi non li sappiamo, siamo i tecnici che lo facciamo, ma è chi opera che deve evidenziare quelle che sono state le criticità. Però state dicendo perché è facile sono le criticità. E gli aspetti positivi, ha funzionato, ha dato dei risultati? Sì, cioè io questo so oggettivamente, non è che posso dire, è una mia, so per avermi studiato insomma, ha dato dei risultati, saranno state delle azioni che a fondi, diciamo qui, a fondi, l'esperienza precedente, ha portato a un innalzamento della possibilità di fare delle azioni all'interno delle strategie che c'erano in precedenza, sì. Ci sono stati dei progetti realizzati? Questi progetti realizzati, poi traduce, questi progetti realizzati hanno raggiunto obiettivo, hanno migliorato, non lo so che filiere produttive hanno migliorato? C'è stato l'approccio che c'è stato in precedenza, cioè non è che ha fatto fare un bed and breakfast,
ha migliorato l'offerta ricettiva oppure ha migliorato la filiera produttiva? Per capire quanto ha inciso bisognerebbe capire il potenziale, no? Da dove siamo partiti e fin quando potevamo andare. Però dove siamo fermati? Siamo arrivati a avere quella è l'azione diciamo, del misuratore, no? Il misuratore che si fa così come. Però già in questa fase che noi stiamo facendo una fotografia di quello che c'è stata un'incidenza sull'obiettivo, cioè nel senso non è che l'obiettivo era migliorare le filiere produttive e sono realizzati solo bed and breakfast o l'incontrario. No, almeno dei dati li ho letti, non è così. Su alcuni comuni non c'è stata, su altri comuni c'è stata. Poi perché c'è stata? Perché c'era una rispondenza di persone che hanno utilizzato le opportunità, perché magari erano già imprenditori, perché magari avevano già un'attività, eccetera, eccetera, va bene, è un meccanismo che spiace. Su altri comuni non c'è stata perché sarà una questione che discuteremo con gli altri comuni, se non c'è stato o se c'è stata in misura minore. Ci serve questo, ci serve proprio questa, diciamo, non è quantitativa, perché quantitativa ce l'avete, l'agenzia Raole ci avete anche fornito un po' i dati, sono misurabili, però sto dicendo, a noi ci interessa il vostro, si chiama customer satisfaction, il vostro grado di soddisfazione, quello che serve sapere. Gestionale nel senso di struttura gestionale, adesso puoi dirlo questo, cioè c'è la possibilità di miglioramento sulla struttura gestionale, è un po' ibrida questa domanda. Noi stiamo. Non è che la struttura gestionale, come è organizzata? Guarda, il direttore, un responsabile amministrativo finanziario, segretario e poi agenti di sviluppo. C'è un agente di sviluppo. Però ovviamente magari se si va a fondo probabilmente servirebbe qualche persona in più, perché comunque all'interno dell'ufficio si va a volte servono dei pareri legali, arrivando al tecnico informatico. Sull'agente di sviluppo, che è una delle chiavi adesso, sull'agente di sviluppo io sono un agente di sviluppo, però il problema qual era? Che noi, vabbè, non territorio molto vasto, 25 comuni, adesso io conosco i numeri, quindi noi abbiamo gestito 600 e passa pratiche, quindi tra domande, progetti, istruttori, che preparare il bando, trasmettere, ricevere, fare animazioni, ricevere le domande, istruirle, fare le graduature, chiedere i progetti. Quanto pesa la parte che istruire le domande rispetto all'animazione? Tantissimo. Cioè su 100, 80 la burocratica, 20 l'animazione? No, così no, però secondo me 50-60 sì. Cioè molto più è preponderante la parte burocratica. 60 buono perché comunque l'80% si tratta di bandi. Preponderanza della parte burocratica. Non sto forzando, sto dicendo. In generale naturalmente i bandi, e poi comunque ci sono le pratiche legali di affidamento, i bandi, stiamo parlando di attrezzature, i bilanci, però prevalentemente i lavori. Siccome non dobbiamo stancarci, questa è un po' la tecnica. Scenari futuri, stiamo completando la quarta parte della matrice. In genere lo si offre di forza, debolezza, opportunità e minacce. Ora, opportunità e minacce, le opportunità sarebbero gli scenari. Minacce, diciamo che è una lavorazione che non ci viene richiesta in questa fase, ma è una lavorazione proprio fine, no? Cioè capire quelle che sono gli eventi che possono minacciare quella opportunità, quello scenario che avete già realizzato. A noi interessa a questo punto, abbiamo focalizzato proprio sulle esperienze pregresse, che d'altra parte non possiamo fare, ci interessa ragionare sugli scenari futuri, sui desiderati, su quello che ipotizzate, partendo anche da questo, cioè aiutandovi con punti di forza e punti di debolezza, perché state costruendo, se adesso vi ho fatto un giochino di clusterizzare, di metterlo a grappolo, no? Potete farlo anche qui, no? Ma state individuando due macro ambiti, bene? I macro ambiti che sono connessi, poi non è che sono separati, qui state parlando di filiere produttive e turismo, ok? Che sono due ambiti interconnessi.
Da altre parti parlano di filiere produttive che più gettonato, proprio non poteva essere altrimenti, e ambito culturale, anche quello interconnesso alle filiere produttive. Cioè il punto, mentre nessuno parla per esempio dello sviluppo delle energie alternative. Da altre parti ne parlano, cioè non in questo caso, non ne parlano, cioè è un ambito che magari è trasversale e di sistema, però non se ne parla. Su questi due ambiti, cosa è ipotizzato di scenario? Quale potrebbe essere lo scenario? Sarà il reddito del territorio, sarà il reddito del territorio, del potenziale territoriale. Io parlo sempre di filiere agricole, poi naturalmente lì si aggrega al fatto della traduzione in filiere con gli artigiani, con i trasformatori, e l'ideale sarebbe la fornitura delle strutture produttive. Cioè, costruzione di un sistema integrato, chiamiamolo così, che da un lato chiuda le filiere, scriviamo come cioè come slogan, chiusura delle filiere, così e integrazione con gli altri ambiti. Cioè dovrebbe essere questa, perché adesso tu realizzi il tutto, no? Cioè sarebbe una cosa più bella che c'è. Però sto dicendo, state puntando molto dai punti di debolezza, vedete? Non chiusura della filiera, disaggregazione delle produzioni, scarso spirito competitivo, perché tutto questo Cooperativo. Ma scarso spirito cooperativo, di cooperazione. Cioè se si superano questi tre diventa un sistema integrato di ambiti e di filiere. Cioè, messa a produzione dei territori, l'abbiamo scritta. Allora, messa a produzione del potenziale. Messa a produzione, cosa significa per noi? Molto territorio agricolo che non è coltivato. Non è messo in produzione. È quello che mette un grosso potenziale nelle filiere agricole. Di nuove produzioni, non di nuove, delle produzioni tradizionali di altre. Per esempio, l'orticolo. Ci sono l'orticolo a forme molto scoordinate, ci sono molti produttori per esempio di patate che non sono mai riusciti a trovarsi dentro una logica comune. Okay. Poi ognuno viaggia per ma hanno bisogno anche, cioè non hanno diciamo, completato, utilizzato l'intero potenziale dei terreni vocati che possono essere vocati. No. Quindi mettere in produzione, nel senso, cioè avete dei terreni, suolo agrario, che ha una potenzialità per alcune produzioni, però non viene utilizzato. Ok. Le famose energie rinnovabili. Stavo dicendo, le famose energie rinnovabili perché? Perché allora vengono viste un po' come un impatto ambientale, qualcuno non le vuole perché pensa che siano solamente brutto impatto ambientale, mentre un'azienda oggi che pensa al rinnovabile è un'azienda che guarda al futuro, che può essere vista dal punto di vista ecologico in positivo. Poi c'è sempre modo nuovo di fare il rinnovabile, senza deturpare, bisogna vedere, bisogna affrontare i progetti nel giusto. Ma come filiera a sé stante o come integrazione per l'abbattimento dei costi in agricoltura, economia aziendale? Come riduzione dei costi fissi, quindi... Ok, diverso,